Mantova al Dallara e vede risalire le proprie possibilità di riagguantare la testa della classifica. Al 13° incomprensione tra Murelli e Presizzi, Nervo impegna Cervellati. Trascorrono 4 minuti e sugli sviluppi di un calcio piazzato Aguzzoni mette in rete ma da posizione irregolare. Rosso-blu pericolosi alla mezz'ora, Anaclerio a Negri che gira a lato. Il primo tempo si chiude con Pregnolato che impegna Cervellati a terra. Al terzo della ripresa il gol partita, lancio di Anaclerio, Negri anticipa Boschin in uscita. Il Mantova cerca il pareggio e Perini non trova la porta per 2 volte nel giro di pochi minuti. Al 26° su calcio piazzato di Pasa, Cervellati si produce nella parata più impegnativa della partita. 2 minuti più tardi, Negri sul filo del fuorigioco sbaglia il gol del raddoppio con un pallonetto impreciso. Segue un assedio confuso del Mantova che la difesa rossoblù riesce a contenere con ordine.